Ciao ragazzi, bentornati sul canale Eli Roby Moto e Avventure e benvenuti in un nuovo video. Siamo partiti oggi nel primo pomeriggio da casa, abbiamo percorso tutta la statale SS45 e adesso ci troviamo nella struttura che ci ospita questa notte e siamo in località Casella presso un agriturismo. E a parte che il paesaggio dietro di me è fantastico, e domani mattina sveglia presto perché abbiamo il traghetto intorno alle 8:45 a Genova e si parte alla scoperta della Corsica. Quindi vi dico, restate sintonizzati sempre su questo canale, iscrivetevi al nostro canale perché ci fa tantissimo piacere, siamo quasi 1000 iscritti e noi siamo contentissimi e vi portiamo in moto con noi a scoprire questa settimana la Corsica. Ciao ciao, adesso mi preparo perché sono quasi le 7:30 di sera e io e Roby andiamo a mangiarci qualcosina. Ciao ciao, a domani! Ragazzi, buongiorno, sono le 6:30 e noi stiamo per lasciare la struttura. Credo che tra un po' li sveglieremo tutti perché faremo un gran casino con roba del GS. In fondo si vede il paesaggio che vi ho fatto vedere ieri con un po' di foschia, c'è tanta umidità e adesso andiamo verso il porto che tra un po' ci imbarcheremo e quindi diciamo ufficialmente che le vacanze in Corsica iniziano da questo momento. Ci aggiorniamo dopo. Ciao ciao. Intanto Roby sta mettendo sul navigatore l'indirizzo per raggiungere il porto. Guardate quanta umidità che c'è sulle borse. Tutto l'equipaggiamento lowrider caricate a più non posso e via, si parte. Arrivati al porto di Genova, siamo in coda per salire sulla Moby che ci porta a Bastia. Nel frattempo Roby sta aspettando che si scalda la macchinetta del caffè perché non ci siamo fermati al bar, siamo venuti direttamente qui. Caffè e patatine. Caffè e patatine alla sera perché schifo. E niente, adesso siamo in attesa di partire. Ci aggiorniamo dopo. Ci siamo ragazzi, stiamo uscendo dal traghetto.
Eccoci qua, sbarcati da circa 5 minuti al porto di Bastia e stiamo seguendo le indicazioni per andare verso il Cap Corse. Quindi l'abbiamo visto prima dal traghetto e adesso lo andiamo a fare in moto. Quindi oggi arriveremo fino a Barcaggio, guarderemo il piccolo borgo e poi ritorneremo giù, perché questa sera saremo in zona patrimonio a dormire, dove ci fermeremo per 2 giorni. Devo dire che la temperatura è abbastanza calda, intanto proseguiamo perché siamo dietro a un camper che sta andando velocità lumaca e intanto piccoli scorci della Corsica in questo momento. Per essere il 20 di settembre, quindi fine estate, fa ancora caldo. Che bello, ma che bello quel pezzettino qua di mare, ma poi com'è blu, turchese, ma che colori. Iniziano un po' le curve, vedersi un po' di wild. Mamma che blu, che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Ah sì, ma che belle queste strade qua, e siamo solo all'inizio. Sì. Guarda che bello, mamma mia, qua cosa si apre, guarda che spettacolo. Io non so se dalla telecamera si vede, ma l'acqua è turchese. Abbiamo fatto una piccola pausa a Mucinaggio, dove ci siamo fermati un attimino a bere qualcosa di fresco. Stiamo proseguendo sempre sulla D80, però ci siamo spostati leggermente un po' nell'entroterra e proseguiamo la traccia fino a Barcaggio. Vi faccio vedere nel frattempo il paesaggio, com'è cambiato ancora. In fondo un mucchio di pale eoliche, tantissima macchia mediterranea. Abbiamo una temperatura di 27 gradi, però è ventilato, quindi si sta bene. Se volete seguirci in questa nostra avventura, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella oppure mettete un like o anche scrivere semplicemente un ciao, così l'algoritmo continua a far girare i nostri video e così
aumentiamo i nostri follower e noi siamo contentissimi. In questo momento abbiamo imboccato la D153 che ci sta portando nel piccolo borgo di Barcaggio. Porca questi! Piccolo conveniente tra due macchine, perché la strada è veramente molto stretta. Il corso ci ha fatto passare in macchina e proseguiamo su questa strada total wild. Siamo proprio immersi nella natura, che sprigiona comunque un profumo con tutta questa varietà di piante. Ormai non si vede più scritto, dovrebbe essere Col della Serra. Penso che quelli lì siano fuori di proiettile. Comunque siamo venuti qui a vedere il Mulin Mattei. Qui c'è il parcheggio, dovrebbero essere circa 10 minuti di camminata a piedi. Adesso vediamo se ho voglia di farla, perché sinceramente ho un po' caldo. Cos'è questo? Embalad. Si prega di non dare da mangiare all'asinello. Roby è parcheggiato, se no ci mando il drone. Vediamo.
Mulino Mattei è un mulino a torre. È situato all'estremità nord-occidentale della penisola di Capocorso, tra il villaggio di Botticella e Centuri. È situato sul Col della Serra, che ha un'altezza di 365 metri ed è aperto ai turisti. Fu costruito alla fine del XVIII secolo e portava il nome di Mulino Franceschi. Fu colpito da un fulmine nel 1836 e da allora non funzionò più. Il mulino a vento fu acquistato dalla famiglia Mattei di Bastia, discendenti di Luigi Napoleone Mattei di Ersa, per poter preparare il loro aperitivo Cap Corse. Il mulino a vento è stato completamente ristrutturato nell'aprile del 2004. Ripartiamo dal mulino Mattei. La dronata sono riuscita a farla benissimo, sono contenta e si riparte. Ho fatto anche un po' di foto, una bella dronata anche qua e adesso si va. La vista qua è stupenda, qui è un altro wow wow wow. E adesso ripartiamo verso la prossima destinazione, che è Patrimonio, la struttura che ci ospiterà per 2 giorni. Sono le 17:25 e ci sono 28 gradi. Io sarò ripetitiva, ma ragazzi, ma questo paesaggio è qualcosa di spettacolare. La foto è bellissima. Curve abbiamo più destra e paesaggio altrettanto, questa è solo che qui a scendere. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Secondo giorno
di permanenza qui sull'isola in Corsica. Stamattina ci siamo svegliati un po' più tardi perché ieri sinceramente il giro del dito è stato abbastanza faticoso, poi eravamo un po' provati dalla sera prima perché comunque non avevamo dormito tanto bene nell'altra struttura. Cominciamo la giornata di oggi. Oggi è il 21 di settembre e inizia l'autunno. Perfetta questa giornata qua, ci sono 25 gradi, si sta benissimo e noi siamo in partenza, ovvero stiamo già andando e tenteremo forse l'impossibile, chi lo sa. Nei video abbiamo visto qualcun altro che è riuscito in moto, in coppia, a raggiungere la spiaggia di Saleccia. Vediamo se riusciamo anche noi in questa impresa. Per scoprirlo dovete seguirci sul canale. A proposito, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per restare aggiornati sui nuovi video che usciranno e mettete un like o semplicemente un ciao, così l'algoritmo ci aiuta a farci crescere. E niente, in questo momento proseguiamo, dovremo essere sulla D81 e nel frattempo vi mostro un po' il paesaggio che c'è intorno a noi in questo momento. È una splendida giornata, non c'è una nuvola in cielo, si sta benissimo. Abbiamo completamente scaricato la moto e siamo con solo il bauletto. Adesso stiamo andando verso San Fiorenzo, dove speriamo di trovare un supermercato aperto perché oggi è domenica e di solito in territorio francese la domenica sono chiusi i supermercati, e vediamo di prendere qualcosa perché comunque alla spiaggia di Saleccia non ci sono servizi. Piccola tappa a Saint Florent, ci siamo fermati un attimo a un piccolo supermercato, abbiamo fatto un po' di rifornimento di frutta, un po' di frutta secca e per affrontare la giornata di oggi, caso mai dovessimo perderci nel deserto delle Agriate. E adesso riprendiamo la strada. Piste de Saleccia, lì c'è scritto Piste de Saleccia, qui c'è un chiosco bar e adesso ci proviamo in mezzo al deserto delle Agriate. Sì, lasciala andare avanti lei. Lasciamo andare avanti la Jeep perché fa un fumo, polvere a manetta. Per la moto 5 euro. 5 euro? Yeah. Aspetta, Ce l'hai te? guarda se ho... Aspetta. Dovrei averla. Scendo, Aspetta che scendo un secondo. Ah sì, questo qua l'ingresso a destra. Abbiamo pagato un ticket di 5 euro e se avete percorso questo tracciato scriveteci sempre qui sotto nei commenti come vi siete trovati, che qual è stata la vostra esperienza. Noi al momento continuiamo. Allora, ho letto che il deserto delle Agriate un tempo era tutta zona coltivata, poi dopo è stata abbandonata e adesso è tutta macchia mediterranea. Non è da intendersi il deserto come lo percepiamo di solito, cioè fatta di sabbia, ma è proprio tutta macchia mediterranea, quindi è proprio la parte credo più selvaggia di tutta la Corsica questa. Ma siccome io sono un po' una pazza, allora lo spingo sempre a fare queste avventure strane. Comunque ci ha detto il ragazzo là
del ticket, che sono 12 km di sterrato. Oggi mettiamo a dura prova la muccona e i nostri sederi. C'è un piccolo problema. Scusa, ti puoi spostare? No, aspetta, perché se ci viene addosso ci fa male. Oh no, ma siamo circondati dalle mucche. Oh signori. Io scendo, se vuoi passarci vicino piano piano, perché non vorrei spaventarla col motore della moto. Ma secondo? Stanno arrivando delle altre. Oddio. Si cazzo qua. Non lo so. Ci proviamo. Non vorrei che carica, oh mio. No, però che non carica. La manzella Ho capito, ma c'ha sempre le corna, No. Lasciala passare. Ciao piccola. Carra. Brava. Non ti facciamo niente. Sei andata al mare? È possibile che di qua? Ciao, buon viaggio. Dare. Altro incontro. Ciao. Ciao, buona giornata. E niente, adesso proprio anche di corsa. Madonna, l'hai fatto spaventare. Abbiamo un guado. Io arrivo a piedi invece. Piano piano. Lo faccio. Dopo l'esperienza con le mucche e aver percorso ancora qualche chilometro ci siamo resi conto che non passava nessuna jeep che faceva da navetta per portare i turisti alla spiaggia e quindi abbiamo deciso di tornare indietro nello stesso punto dove avevamo incontrato le mucche e lì ci siamo resi conto che il navigatore effettivamente aveva sbagliato strada e quindi abbiamo imboccato la strada giusta e finalmente siamo arrivati al parcheggio dove abbiamo incontrato diverse moto, diverse macchine, diverse jeep per raggiungere appunto la spiaggia. È stata comunque un'ottima esperienza perché ci ha permesso di incontrare le mucche così da vicino. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Moto parcheggiata e adesso andiamo a goderci almeno un paio d'ore alla spiaggia. Un po' d'acqua. Un po' d'acqua, fare un bagno perché ne abbiamo bisogno. Attacchiamo tutti. Dopo veniamo su belli bagnati, siamo tutti appiccicosi. Ci sarà ben ridere a mettere su di nuovo i jeans poi. Le comiche. Con la nave fai il giro con la Sì. punta là. Siamo arrivati alla spiaggia di Saleccia, ragazzi, ma che bella è! Mamma mia, che acqua trasparente! Adesso cerchiamo un posto. Abbiamo preso quella che abbiamo a casa noi. L'ho lasciato a casa perché ho detto magari non ci stava, abbiamo tante cose. Sicuro. D'altronde... Dobbiamo fare un sistema. Tu stai registrando? Sì, sì. Dobbiamo cercare un sistema per legarle al telaio, anche l'ombrellone. Sì, ci vuole quel ragno. È tutto occupato l'ombra. Sì.
Che mare! 21 settembre, autunno, primo giorno, si fa il bagno il primo giorno di autunno. Anche chi va a San Domingo lo fa il bagno. Sì, vabbè, ma noi siamo in Corsica.